Anni giovanili di lavoro ricordano Anna Spano, scomparsa 2 anni fa. Il nipote Giovanni Sardo, violinista, e il fisarmonicista Sergio Scappini hanno suonato per lei un concerto con le musiche di Nino Rota, Astor Piazzolla, Georges Bizet, Giacomo Puccini. Anna Spano, amica, socia, e poi scoprire un passato di grande prestigio del quale non faceva parola. Tra le prime donne laureate in fisica e prima donna a dirigere un reattore nucleare, quello di San Piero a Grado, dal 1969 al 1980. Anno della sua cessazione. Sorpresa, ammirazione, nelle parole della presidente dell'Associazione Amici del Museo di Livorno, Anna Maria Tomassi, la piacevole semplicità di una persona cui spettarono grosse responsabilità. Sì, devo dire che quando Giovanni Sardo, il nipote, ci scrisse per organizzare un pomeriggio in ricordo di Anna, la cosa ci ha sorpreso e veramente commosso anche, quindi siamo felici stasera di poterla ricordare in questa sua carriera. Noi l'abbiamo conosciuta che era pensionata e quindi libera di partecipare alle nostre iniziative, che faceva con grande impegno. Quindi stasera scopriremo bene il suo lato da giovane, di laureata in fisica e poi di impegno al reattore nucleare, addirittura qui a Livorno e non solo a Livorno. Bene, con